Treviso è una città sicura, è una città, è ancora una bomboniera, è una città in cui si può vivere tranquillamente. Ci sono 2 tipi di problemi da distinguere. Il problema è della percezione della sicurezza naturalmente, che quella è un'altra cosa e quindi, in una città che ci vede comunque nei dati della prefettura come la provincia come la città più sicura, una delle città più sicure d'Italia, il tema invece della percezione è un pochino diverso. Mi viene in mente per esempio quell'episodio dell'omicidio di Fiera che c'è stato qualche mese fa, ecco. Quell'omicidio è spiacevole, è stato comunque un episodio che ha minato un po' la percezione della sicurezza, che poi non è la sicurezza della città di tutti i giorni, è un episodio isolato in un quartiere dove per 50 anni non è mai accaduto nulla e che comunque in poche ore è stato trovato responsabile con tutte le storie che ci vanno dietro di una comunità insomma straniera che aveva un regolamento di conti, quindi e si è chiuso il cerchio, cioè sono piccoli episodi sporadici, capitano un po' dappertutto. E poi c'è la sicurezza del sabato pomeriggio, della quale vanno trovate le cause sociali e diciamo che prescindono un po' dal sindaco di turno, ecco, dove bisogna agire un po' con la repressione e concludo, e un po' anche agendo sulle scuole e sulle famiglie.